Esoscheletri, sistemi airbag, dispositivi intelligenti, sensori per monitorare lo stato fisico dei lavoratori e visori di realtà virtuale per la formazione nei cantieri. Sono queste alcune delle tecnologie protagoniste dell'iniziativa regionale organizzata da Formedil CAES Sardegna in collaborazione con l'INAIL, l'Università degli Studi di Cagliari e la Cassa Artigiana dell'Edilizia dell'Isola, con l'obiettivo di promuovere una nuova cultura della sicurezza e della prevenzione nel comparto edilizio sardo. Diciamo che oggi è la prima uscita di Formedil Sardegna. Abbiamo organizzato questo incontro, questo convegno per portare a conoscenza questo nuovo ente che si occuperà di prevenzione, innovazione e la presentazione di nuove tecnologie che verranno nel pomeriggio dimostrate ai presenti per aiutare gli operatori nella sicurezza, per evitare malattie professionali e per la salvaguardia della persona. È sempre necessario che la tecnologia sia a sostegno dell'uomo nei vari lavori, in particolare nell'edilizia, che ancora oggi è considerato un lavoro molto duro e faticoso. Quindi la necessità proprio di queste nuove tecnologie. Noi come bioingegneri che lavoriamo nel settore dell'ergonomia riteniamo che la sensoristica indossabile possa portare un grande contributo ad integrare la naturale valutazione del sovraccarico biomeccanico e dei rischi per lo sviluppo di disordini muscoloscheletrici, e laddove non sia possibile ridurre il sovraccarico biomeccanico modificando le attività lavorative, gli esoscheletri possono portare un contributo e un ausilio ai lavoratori in questo senso, dove ancora le attività manuali rivestono un ruolo fondamentale all'interno dell'impresa e dell'azienda. Gli esoscheletri sono degli strumenti che agiscono in parallelo ai nostri muscoli, generando delle forze e dei momenti che controbilanciano e contrastano il peso e i carichi esterni, e quindi sollevano il nostro corpo dal dover compiere attività muscolare, compiendo quindi meno energia, meno sforzo nello svolgere quelle attività. Dispositivi che vengono già ad oggi utilizzati in alcuni settori occupazionali, tantissimo all'interno dell'automotive, mentre si ha necessità ancora di svolgere della ricerca in altri settori più complessi, con attività meno ripetitive e meno uniformate, per capire per quali attività e in quali settori questi esoscheletri possono effettivamente portare beneficio, senza però arrecare rischio in alcune attività dove questi possono risultare ingombranti, piuttosto che ridurre la stabilità del lavoratore e quant'altro. Sì, assolutamente, questa va nella logica di quello che è un nostro mantra, quello di creare le precondizioni affinché si possa fare prevenzione nei cantieri, in particolare nei cantieri edili, per poter abbattere quel tragico fenomeno degli incidenti sul cantiere e malattie professionali. Ci sono degli strumenti che sono già utilizzabili, altri che invece hanno bisogno di un ulteriore percorso di innovazione, e quindi noi diamo la disponibilità anche come Formedil per creare quelle condizioni di crescita rispetto all'utilizzo di questi materiali. Durante l'incontro sono stati presentati anche i dati aggiornati sugli infortuni dell'edilizia in Sardegna. Secondo le ultime rilevazioni dell'INAIL, nel 2024 nell'isola si sono registrati 967 casi nel comparto delle costruzioni, mentre tra gennaio e marzo del 2026 le denunce complessive sono state 2523. Per quanto riguarda gli infortuni e gli incidenti sul lavoro, il quadro in Sardegna nell'ultimo periodo quinquennio 2020-2024 mostra un trend in leggera crescita, con un incremento di circa il 6% percentuale degli infortuni denunciati, esclusi gli studenti. Trend in leggera crescita che si conferma anche poi nel biennio 2025-2026, però è sostenuto soprattutto dagli infortuni in itinere, cioè infortuni nel percorso casa-lavoro alla guida di un autoveicolo. Registra invece un sensibile incremento, anche se inferiore alla media nazionale, ma perché il punto di partenza in Sardegna era più elevato, le denunce di malattia professionali,
che nel periodo 2020-2024 registra un incremento di circa il 76% nel 2024 rispetto al 2020, incremento che ha ripreso dopo una leggera discesa nel 2025 che si registra anche nel primo trimestre del 2026, dovuto in parte e soprattutto al fatto che le malattie professionali, a differenza degli infortuni, sono a causa lenta, quindi si manifestano a distanza di molti anni dall'esposizione all'agente patogeno, dallo svolgimento dell'attività lavorativa che poi provoca la malattia professionale, quindi vengono denunciate con molti anni di ritardo. Circa il 70% di queste riguardano malattie al sistema osteomuscolare e un altro 10% al sistema cognitivo nervoso, che comunque è legato sempre al sistema osteomuscolare. Le giornate come queste sono fondamentali non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutto il corollario delle crisi. Sì, sono fondamentali innanzitutto perché comunque è un momento di incontro, è un momento per fare rete, ma soprattutto è un momento per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, soprattutto in eventi come questi, dove si parla dei dispositivi di protezione individuale intelligenti che sono fondamentali per migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.